pomeriggio di oggi a Marghera una donna è rimasta intrappolata tra le fiamme divampate nel suo appartamento, salvata dai vigili del fuoco. 130 borseggiatrici fermate da inizio anno, di cui 6 arrestate ma nessuna portata in carcere, sono i dati che emergono dal bilancio della polizia locale. La rabbia di Monica Poli. Sopralluogo del sindaco Brugnaro nel cantiere della nuova caserma della polizia locale a Marghera. Fatti, non parole, noi teniamo la sicurezza dei cittadini. In vista del corteo di domani e dello sciopero generale di lunedì a favore del popolo palestinese, l'amministrazione comunale si appella al senso di responsabilità dei partecipanti. Oltre 1 milione di spettatori ogni giorno, Media Nord-Est, il network di televisioni locali primo per ascolto medio in tutta Italia, a sancirlo i dati Auditel di agosto che confermano Antenna 3 prima TV in tutto il Nord-Est con 500.000 di telespettatori. Via Torino si trasforma ancora una volta nel cuore pulsante dell'intrattenimento cittadino. Giostre, musica, arte, spettacoli e street food animeranno l'ex mercato ortofrutticolo fino al 29 settembre. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con il pauroso incendio scoppiato oggi nel primo pomeriggio alle 15 in un appartamento situato in una palazzina di via Casati a Marghera. All'interno si trovava una residente che grazie al pronto intervento dei soccorritori è stata portata all'esterno in tempo e quindi non ha riportato ferite. A lanciare l'allarme anche i vicini di casa, allarmati dall'odore acre e dal fumo che usciva dall'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'edificio. Non si registrano quindi feriti neanche tra le altre persone presenti al momento dello scoppio del rogo. Purtroppo all'interno dell'alloggio è stato trovato privo di vita un gattino che non è riuscito a mettersi in salvo. L'incendio, secondo una prima ricostruzione, avrebbe avuto origine dalla cucina. Le cause precise sono comunque ancora in corso di accertamento. 130 borseggiatrici fermate da inizio anno, 6 delle quali arrestate ma nessuna portata in carcere. Sono i dati che emergono dal bilancio della polizia locale veneziana. La rabbia di Monica Poli, dei veneziani non distratti. Siamo proprio arrivati al culmine, anche per l'episodio che è successo 2 giorni fa, delle borseggiatrici che inseguono 2 turiste, addirittura queste si rifugiano in una bed and breakfast, non si è capito bene. Queste tentano ancora di borseggiarle e poi inveiscono con sputi, ma cosa sta succedendo? È ancora più arrabbiata Monica Poli, la lady pickpocket che insieme ad altri cittadini dà la caccia ai borseggiatori in città, dopo i recenti episodi e soprattutto dopo i dati diffusi dalla polizia locale di Venezia. 130 le borseggiatrici fermate da inizio anno, di cui 6 arrestate ma nessuna portata in carcere. Bisogna, come abbiamo sempre detto, ritornare alla procedibilità d'ufficio. Se il problema sono le carceri piene, a noi cittadini non ci interessa. Noi paghiamo le tasse e noi pretendiamo la sicurezza. Primo, questa riforma è stata fatta talmente contorta, è stata fatta da giuristi, letta da tutti e votata da tutti, e adesso c'è chi sta correndo ai ripari. L'appello ancora una volta va al ministro Nordio. Noi abbiamo le forze dell'ordine che sono all'opera tutti i giorni, li prendono e poi se li vedono tranquillamente fuori il giorno dopo. Noi pretendiamo la sicurezza, noi paghiamo le tasse, noi paghiamo gli stipendi a tutti quelli che sono a Roma, a tutti. Cioè è ora di finirla, che si voti innanzitutto che il nuovo decreto contro furti e borseggi che sia immediatamente votato. Il sindaco Luigi Brugnaro ha effettuato un sopralluogo nel cantiere della nuova caserma della polizia locale a Marghera. Vediamo. Alle polemiche sulla sicurezza noi rispondiamo coi fatti. Questo è l'allargamento
è una nuova costruzione della caserma di via Cafasso. Abbiamo costruito questo edificio, sarà pronto fra qualche mese, fine anno diciamo. Sta per essere completata in via Cafasso a Marghera la nuova sede della Polizia Locale, un investimento da 2,4 milioni di euro pensato per rafforzare la presenza sul territorio e offrire spazi moderni e funzionali alle attività operative, inclusa l'unità cinofila. L'edificio è costruito nel rispetto dell'ambiente e sarà dotato di sistemi di videosorveglianza avanzati, allarmi e celle di sicurezza connessi alla Smart Control Room per un controllo più efficace del territorio. Rendiamo subito, immediatamente operativi in termini di telecamere anche i 40 uomini che abbiamo qua, per cui sarà ancora un maggior controllo. Anche qui sono altre 2 celle di sicurezza, c'è tutto il sistema come abbiamo fatto di là, di armeria eccetera, e qui soprattutto siamo molto più operativi perché quando partiamo in pattuglia non abbiamo bisogno poi di dover portare i fermati fino al tronchetto. È prevista anche la realizzazione di un secondo fabbricato per il benessere e la gestione dei cani antidroga, con locali dedicati alla cura veterinaria, alla preparazione del cibo e al lavaggio. Il sindaco è poi intervenuto anche sulla situazione di via Carducci, al centro di recenti proteste da parte di residenti e commercianti, dove i negozianti si sentono intimoriti e gli abitanti esasperati da episodi di degrado e insicurezza. La presenza quotidiana della polizia locale con numerosi interventi testimonia la complessità della situazione. Secondo quanto segnalato, la vicinanza con la mensa di via Querini richiama ogni giorno decine di senza tetto, contribuendo a creare un clima di forte tensione. Ma il sindaco tranquillizza. In via Carducci fa un po' ci vivo, cioè da mattina a sera, e non è che Veritas o la polizia va così a caso, va perché il sindaco tutti i giorni, sacrosanti giorni, presidia il territorio e li manda e li ordina e li appoggia. Li appoggiamo non a parole ma dando soldi e finanziamenti. Quindi nessuna polemica, io rispondo coi fatti. Brugnaro ha assicurato che l'amministrazione continuerà a monitorare con attenzione il problema, intensificando i controlli e cercando soluzioni concrete per tutelare i cittadini e il decoro urbano. Vista del corteo di domani e dello sciopero generale proclamato per lunedì prossimo a favore del popolo palestinese, l'amministrazione intende rivolgere un messaggio di attenzione e responsabilità ai partecipanti. La protesta in solidarietà con la popolazione palestinese in risposta all'operazione militare condotta dall'esercito israeliano nella striscia di Gaza prenderà avvio già da domani con un corteo urbano che partirà alle 16 dalla stazione di Mestre e attraverserà la città. Nella stessa giornata è previsto anche uno sciopero nazionale di 4 ore nel settore privato indetto dalla CGIL, che però non prevede manifestazioni o cortei a Venezia. Lunedì 22 settembre si terrà invece uno sciopero generale di 24 ore proclamato da alcuni sindacati di base che coinvolgerà settori chiave come il trasporto pubblico locale, le ferrovie, la logistica, i porti, le scuole e le università. Il 22 settembre sarà sciopero generale di tutti i settori del pubblico e del privato per dire no al genocidio che si sta commettendo a Gaza, per far capire al governo che la strada del riarmo non è una strada che porti a una possibile pace, perché poi a pagarne le conseguenze saranno sempre i lavoratori. A Gaza lo vediamo, stanno pagando bambini innocenti. Quando sarà finito tutto, a pagarne le conseguenze qui da noi saremo noi lavoratori, perché la corsa al riarmo significa investire su armi. Noi chiediamo invece di abbassare le armi e di alzare i salari. In parallelo è annunciata una manifestazione al porto di Marghera con l'intento di bloccarne temporaneamente le attività. L'amministrazione, pur riconoscendo il pieno diritto allo sciopero e alla libera espressione del dissenso, invita tutti i manifestanti a mantenere comportamenti rispettosi della sicurezza pubblica e del regolare funzionamento dei servizi essenziali. Ciò che sta accadendo a Gaza è inaccettabile e intollerabile, serve un cessate il fuoco da parte di Israele, serve la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas. Sono molte le manifestazioni in corso in Europa in questi giorni, ce n'è una anche nella nostra città. Speriamo però che la manifestazione, che è legittima, che è sacrosanta, come tutte le manifestazioni in democrazia, non sia l'occasione per creare disagi ai cittadini, per interrompere eventualmente il traffico del trasporto pubblico, per creare disagi alle attività economiche. Oltre 1 milione di spettatori al giorno, Media Nord-Est è il network di televisioni locali primo per ascolto medio in tutta Italia. A sancirlo i dati Auditel di agosto che confermano Antenna 3 prima
in tutto il nord-est con 500.000 di telespettatori. Media Nord-Est è primo network di TV locali in Italia per ascolto medio certificato Auditel, un nuovo record per il nostro gruppo nel mese di agosto, con la conferma di Antenna 3 prima TV in tutto il Nord-Est, con quasi 500.000 telespettatori ogni giorno. È un successo straordinario per le nostre emittenti che nel Nord-Est registrano quotidianamente oltre 1.055.000 spettatori, primi assoluti tra le TV locali in Italia, seguiti dalla Lombardia Mediapason, partecipata sempre da Media Nord-Est con il 25%, e poi il gruppo Telenorba sul terzo gradino del podio. Antenna 3 sempre leader in Veneto, sempre primi, al cuore delle notizie, al centro del dibattito politico. Le reti del network Media Nord-Est sono le vere piazze del confronto. Un successo quotidiano fatto di sacrificio, dedizione e un unico faro nel nostro modo di lavorare e informare: mettere al centro i cittadini, i nostri telespettatori, per garantire loro di avere voce grazie alle nostre TV libere e indipendenti. Ma non solo, e lo sanno bene anche i protagonisti del dibattito politico, sociale ed economico del Nord-Est. Se qualcosa succede, lo vedi su Media Nord-Est. Se vuoi che qualcosa succeda, devi essere su Media Nord-Est. Il Comune di Venezia non assegna case popolari da quasi 19 mesi. Il nuovo bando, appena pubblicato, rischia di aprire nuovi contenziosi legali. Sono passati 557 giorni dall'ultima assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a Venezia. Il Comune ha pubblicato un nuovo bando per 250 case, ma secondo attivisti e legali viola una recente sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato i punteggi extra per chi vive da anni in Veneto o a Venezia, considerati discriminatori. È uscito un altro bando che però ovviamente per forza di cosa ottempera alla sentenza della Corte Costituzionale, quindi non ci sono più i 5 anni di residenza nella Regione Veneto. Però poi i punteggi di graduatoria, che erano un altro dei motivi di ricorso dei richiedenti che hanno fatto appunto ricorso al Tribunale amministrativo di Padova, i punteggi graduatoria non li ha toccati, se non in parte ridimensionando qualcosa. Nel nuovo bando, che in linea con i requisiti della legge regionale successivi alla sentenza della Consulta, sono previsti punteggi di favore per i soli residenti in Veneto. Prima dovevano esserlo da almeno 5 anni, ma anche punteggi aggiuntivi, seppur rimodulati, per chi risieda nel Comune di Venezia da almeno 5 anni. Il Comune spera che la Corte d'Appello confermi la legittimità di questa scelta, ma se così non sarà, la graduatoria potrebbe essere annullata e sono già pronti nuovi ricorsi. Quando abbiamo fatto il ricorso davanti al Tribunale di Padova, appositamente abbiamo utilizzato uno strumento, che è l'azione antidiscriminatoria, che non mira all'annullamento del bando e al blocco della graduatoria, ma a un piano di rimozione per il futuro. Quindi noi non abbiamo chiesto di bloccare la graduatoria, ma che venisse stabilito il principio che pro futuro, quindi per i futuri bandi, il Comune non potesse inserire questi criteri discriminatori. Una raccolta di 24 autori, il cui progetto è quello di pensare a una nuova classe dirigente per Venezia. Sentiamo di cosa si tratta. Venezia, idee per un territorio che cambia. Parte da qui la raccolta di pezzi scritti da 24 autori che ha come fil rouge il progetto per una nuova classe dirigente. Contarsi per contare, contare per non dormire, questo è il motto che ha un po' raggruppato i 24 autori, compreso il sottoscritto. Se dovessimo sintetizzarli in un profilo collettivo, questi 24 autori costituiscono un patrimonio incredibile per la città di Venezia, sono tutti imprenditori, professionisti, anche con esperienze all'estero, con competenze trasversali, in grado di dare, perché ne hanno voglia, il proprio contributo a idee che possano poi avere le gambe e funzionare perché Venezia diventi ancora meglio di quello che è. Presente, non solo futuro, Mestre, non solo Venezia. Come anche persone e non solo cittadini, quindi è la necessità
di disegnare il futuro con le persone che lo vivranno a partire proprio dal presente. La miglior ricetta alla rassegnazione e all'abbandono del territorio è proprio nelle persone che lo vivono, ma soprattutto che vogliono migliorarlo dando il proprio contributo. Non possiamo, che confermare che Venezia e Mestre soprattutto, che è un cantiere aperto, possono avere un futuro prosperoso. Questo libro è la chiara prova che di energie ne girano tante, soprattutto nelle giovani generazioni, e penso che questo contributo sarà letto da non solo la cittadinanza ma anche dalle istituzioni. Via Torino si trasforma ancora una volta nel cuore pulsante dell'intrattenimento cittadino di Mestre, con giostre, musica, arte, spettacoli e street food che animeranno l'ex mercato ortofrutticolo fino al 29 di settembre. Al via Mestreland, il grande parco divertimenti che per 11 giorni fino al 29 settembre trasforma l'area dell'ex mercato ortofrutticolo vicino all'Università di Via Torino in un vero e proprio villaggio del divertimento. Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 75.000 presenze, l'evento torna con una formula collaudata ma arricchita da novità, tra cui nuove installazioni artistiche, spettacoli dal vivo e mercatini tematici. Questo è un luogo gigantesco, è un Luna Park, ma è anche un luogo di festa particolare, facciamo eventi, spettacoli, è un luogo, il pomeriggio ci sono i bambini che escono dall'asilo, dalle scuole, poi il pomeriggio più avanzato ci sono i giovani, poi la sera ci sono i giovanissimi da una parte, dall'altra parte sono le famiglie, c'è qualche luogo di ristoro per i papà e per le mamme che aspettano, è tutto sorvegliato, tutto ricintato. L'iniziativa organizzata da Vela SPA rappresenta non solo un momento di intrattenimento per famiglie, giovani e bambini, ma anche, per l'amministrazione veneziana, un importante tassello nel percorso di rigenerazione urbana della zona. È aperto ogni giorno dalle 15:30 fino a mezzanotte, il venerdì e il sabato e la domenica fino all'1 e le domeniche apre alle 10:30. Sono 12 giorni, ogni giorno un ingresso libero per poter accedere agli spettacoli e ci sono poi circa 70 giostre. Un'area food completamente rinnovata dove si può trovare un'offerta variegata, dalla pizza al pesce, alla carne e a tantissime prelibatezze e dolciumi, e ogni sera una programmazione diversa. Il programma prevede appuntamenti giornalieri per ogni età. Un palinsesto di palco e di artisti nuovo che incontra sia dei giovani da un'età di 10, 12, 15 anni con Lucilla, un concerto di Lucilla, fino ad arrivare ai DJ che una volta hanno fatto storia a Mestre degli anni 70, 80, 90. Ed era questo l'ultimo servizio per il TG di Venezia di questa sera, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre dopo la sigla alle previsioni del tempo, arrivederci.